cosa, su che termini, che basi? Allora, innanzitutto sono super importanti questi 10 punti perché servono anche a rimarcare la differenza, insomma, tra noi e gli altri. Cioè, quello che continuiamo a dire ogni volta è che non è questione di persone, non è questione di destra-sinistra, non è questione di sigle o similari, è questione di argomenti ed è questione di punti programmatici. Vale a dire, noi vogliamo fare determinate cose, proponiamo determinate cose, non proponiamo dei nomi, proponiamo cose da fare. E quindi se uno vuol pensare di allearsi con noi, queste sono le cose, le abbiamo messe giù in modo più chiaro possibile, così facendo serve anche per il futuro, perché a un certo punto, se no altrimenti uno pensa sempre, ma sì, no euro, ma sì, ma non la flat tax, e così via, pensa sempre che sono così delle sparate estemporanee. Invece, così facendo, c'è un programma preciso, con dei punti che sono molto chiari. Vedete che non c'è niente di sfumato, chi leggerà questi punti, non c'è più lavoro, più interesse, meno di qua, meno di là, no, punti da fare che sono oltretutto, se uno fa attenzione, quasi tutte e 10 opposti a quello che in questo momento sta facendo il PD e Renzi. Cioè, un'Italia che funziona con quei 10 punti va in direzione contraria rispetto a quella a cui la stanno facendo andare Monti, Renzi e compagnia cantante. Per cui diventa un punto fondamentale, perché sennò altrimenti ci incartiamo a parlare di ma io propongo questo, ma io dico ma insomma, Claudio, allora scusami se ti interrompo, ma fuori dai denti, diciamo, Berlusconi, tanto per essere chiari, perché ne abbiamo parlato tutta settimana, l'abbiamo letto sui giornali, ma è un interlocutore, diciamo, affidabile, credibile, interessato a questi 10 punti dal punto di vista pratico, pragmatico, programmatico, insomma, è uno con cui parlare seriamente o per ora siamo al bla bla bla? Secondo me siamo al bla bla bla, però il problema è uno, che noi non possiamo permetterci di non parlare con alcuno. Cioè, capite che nel momento stesso in cui una persona rappresenta una percentuale che sia men che trascurabile dell'elettorato, quella persona può essere inaffidabile, ma è rappresentante di tante persone che sono persone per bene. Per cui capite bene che noi non possiamo permetterci di fare, non lo so, il Movimento 5 Stelle, nel senso, noi non parliamo con nessuno. La differenza è quella, noi parliamo con tutti, proponiamo le nostre idee. Ma certo, per l'europea sarà parlare. Il 5 Stelle non parla con nessuno e non propone le sue idee, no? Che non siano delle cose molto vaghe o dei principi irrilevanti, tipo gli scontrini, i cosi dei parlamentari e similari. Invece noi parliamo con tutti e proponiamo le nostre idee. Più di così non so cosa possa fare una forza politica. Cioè, più di dire le nostre idee sono queste, confrontiamoci su quelli e parlo con tutti, anche se fossi il partito comunista rivoluzionario piuttosto che il partito riedizione destra estrema, io non lo so cosa fare, cioè mi sembra la cosa più responsabile da fare. È ovvio che Berlusconi è un interlocutore importante, perché in teoria dovrebbe essere all'opposizione, rappresenta quantomeno ancora una larga parte degli elettori. È certo che però se si va con Berlusconi e si dice dai su, allora facciamo l'accordo e così via, facciamo l'accordo, gli accordi si fanno sulle cose, non si fanno sul risotto e i funghi che mangi a tavola. Vabbè, staremo a vedere allora se i 10 punti servono per un dialogo politico sui contenuti oppure no. Allora, tanto questo argomento credo... Comunque se vuoi, scusa, sì, prego. Sulla Toscana, sì. La situazione anche lì il quadro qual è? Abbastanza chiara come cartina di tornasole, perché la Toscana, non dimentichiamo, è anche la patria dell'influsso PDL, tramite di Verdini. Sì. Cioè il patto del Nazareno, diciamo così, nasce a casa di Verdini, no? Perché dove Renzi era abituale frequentatore sin dai tempi di quando era ragazzino, insomma, perché si conosce col figlio di Verdini. Allora che cosa succede? Succede che lì in Toscana, proprio in ossequio a questa strategia del non disturbare il manovratore,
la strategia è sempre stata quella: deve vincere il PD. Il PDL propone un candidato a perdere, no? A cui si vuole regalare un po' di visibilità, e quindi di solito, non so, prendiamo qualche amico di Letta o di Verdini, insomma, di solito sempre nel Grossetano, no? dove loro frequentano, tutti tranquilli, nessuno obietta, e intanto poi viene fuori Montepaschi, viene fuori D'Etruria e così via, no? Cioè, qualcuno si prende la fetta del leone, delle cose, però gli altri si accontentano di ricevere un pochettino delle briciole, no? Che cadono, e tutti via contenti. Mi dispiace, questo schema si rompe. Però il fatto è questo, che loro erano ancora convinti, a quanto pare, che si potesse riproporre, no, questo schema. Allora cosa succede? Dove la Lega ovviamente non poteva prendere da sola e fare alcunché, no? Perché finché hai il 2%, il 5%, cose di questo tipo, puoi solo scegliere il meno peggio, no, dei due contendenti, altrimenti sei irrilevante o tagliato fuori o sotto la soglia di sbarramento. Ecco, tentavano di ripercorrere la stessa cosa. Allora hanno fatto un bel candidatino di quelli anche qui del Grossetano, con il libro, che ha fatto il libro con prefazione di Letta, no, e così via, che viene dall'NCD. E un bel candidatino NCD Forza Italia, ci hanno chiamato lì, no? E hanno detto: ecco, questo qui è il nostro candidato, vero che è così bravo, vero che anche voi lo votate? E a quel punto penso che con una certa qual soddisfazione il segretario nazionale della Toscana, Vescovi, gli ha detto: ma guardi, veramente è cambiata un po' l'arietta, e noi invece ci giochiamo l'asso, e se volete votate voi il nostro. Da lì è venuto fuori un casino che non è ancora finito, infatti sono un po' sotto shock. Bene, meglio così. Bene, vedremo. Allora entriamo sui temi dell'economia, perché tanto poi gli ascoltatori potranno tornare liberamente su tutti gli argomenti, questo compreso. E a proposito, lo citavi poco fa, oggi leggo su qualche giornale il mercoledì nero, ieri, del credito. Monte Paschi Siena, 5 miliardi e 300 milioni di perdita, ricapitalizzazione da 3 miliardi, Banca Popolare dell'Etruria, della famiglia Boschi, per semplificare mediaticamente il concetto, commissariata, e Banco Popolare in difficoltà. Su tutto poi c'è anche la questione della riforma delle banche popolari voluta dal governo, con voci di speculazioni che coinvolgono anche il celeberrimo Davide Serra, il finanziere, sponsor e amico di Matteo Renzi. Cosa sta succedendo, Claudio? Te la metto in generale la domanda, perché sono tutti punti diversi, ma che hanno, credo, a che fare qualcosa tra di loro. Beh, allora, la situazione delle banche italiane si sta deteriorando. Abbiamo parlato la volta scorsa della famosa bad bank. Quando cominciano a pensare a queste porcherie, perché significa che il livello di melma sta salendo. Al lato pratico la cosa dovrebbe essere assolutamente facile da comprendere, perché le banche prestano soldi alle imprese. Se le imprese falliscono significa che non restituiscono i soldi alle banche. Non restituendo i soldi alle banche sale il livello di crediti che le banche segnano ad attivo sul bilancio, e che invece poi si rivelano essere non esistenti. Quindi io sul bilancio ho che devo restituire 10 al signor Rossi che ha prestato, che mi ha dato i soldi sul conto corrente. Dall'altra parte io devo ricevere 10 dall'impresa Bianchi SPA che mi ha chiesto un prestito. Capite bene che se l'impresa Bianchi SPA non mi restituisce 10, poi dopo io devo trovare i 10 da restituire a Rossi, che me la mette sul conto corrente, no? Se non li trovo metto perdita bilancio. Questo in soldoni, quello che succede in questo momento nel bilancio delle banche. E vedete che quest'onda lunga sta cominciando a fare danni. Vediamo i due casi. I due casi sono il Monte dei Paschi. Ecco, Claudio, ti interrompo per la pubblicità, poi riprendiamo esattamente da qui, sui due casi. Anche le piccole
Piccole cose entrano nella storia, come Fiat 500 Cult. Dettagli cromati, interni in pelle frau, display da 7 pollici a cristalli liquidi, tetto nero lucido e l'esclusivo colore verde latte menta. Oggi Fiat 500 è tua a 10.450 euro con clima, radio e ESC. In più 5 anni con anticipo 0, TAN 0, TAG 258. Salvo approvazione FCA Bank. Offerta valida fino al 28 febbraio. Info e condizioni su fiat.it, anche sabato e domenica. C'è chi segue le mode e chi le crea. Lancia Y e segui uno stile unico, il tuo. Gamma Y ancora da 9.950 euro. In più 5 anni di finanziamento con anticipo 0, TAN 0 e TAG 271. Offerta valida fino al 28 febbraio. Salvo approvazione FCA Bank. Info su lancia.it. Scoprila sabato 14 e domenica 15. Ed eccoci in uno dei posti più esclusivi della città. Prego, seguitemi all'interno. Vedete? Sedili con inserti in alcantara, volante multifunzione in pelle traforata. Tutto è curato nel minimo dettaglio. Scopri la nuova Tiguan Cityscape, la più esclusiva tra le Tiguan. E a febbraio con progetto valore Volkswagen. Gamma Tiguan da 199 euro al mese. TAN 3,99, TAG 5,57. Anticipo 6.810 euro. E dopo 3 anni puoi sostituirla, rifinanziarla o restituirla. Info su Volkswagen.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Sabato 28 febbraio, non prenderti impegni, tutti a Roma. renziacasa.com, più saremo, prima ci liberiamo di questi incapaci, peraltro pericolosi. Come arrivarci a Roma? Pullman, treno, auto. C'è un numero di telefono a tua disposizione per darti tutte le informazioni necessarie. 02 66 234 234. Sabato 28 febbraio, ore 15, 101.000 persone incazzate in Piazza del Popolo. 02 66 234 234. E rieccoci in onda con Claudio Borghi Aquilini. Allora, Montepaschi Siena innanzitutto. Non è male comunque l'appello per Roma, perché tutti quelli che stanno alla radio in questo momento e che si indignano per quello che stanno sentendo hanno un'occasione d'oro. Più occasione di quella, cioè potete andare direttamente a cantargliela da vicino, quindi insieme con me, insieme con Matteo Salvini, insieme con tutti. Quindi mi raccomando, il 28 deve essere la cosa più importante che ognuno di noi in questo momento ha in mente di fare, se vuol dire basta questa schifezza. Quindi torniamo alla nostra questione. Banca Popolare Etruria e Banca e Monte dei Paschi, guarda caso sono tutte lì in Toscana. Nella tua regione. E poi dopo uno si domanda che cosa ci vado a fare lì, no? Ci vado a fare lì perché, ragazzi, qui il comitato d'affari è incredibile. Allora, la Banca Popolare Etruria. La Banca Popolare Etruria è casualmente gestita dal padre della Maria Elena Boschi. Che fino all'altro giorno era un signor nessuno, anche lei, però anche papà ha maggior ragione. Certo, sì, infatti quello è stato forse un errore, cercare di mettersi troppo sotto la lente, poi dopo, insomma, uno prima riusciva a fare i suoi bei affaruzzi di nascosto, invece adesso non quadra. Allora, e la chiamano la Banca dell'Oro, mi pare, no? La Banca dell'Oro, assolutamente sì, perché c'è il distretto orafo di Arezzo che è molto importante. Il risultato comunque che cos'è? Che i conti di questa popolare sono disastrosi. I conti di questa popolare sono disastrosi e suppongo che siano disastrosi perché i soldi sono stati prestati in modo allegro. Se non sbaglio ha un livello di sofferenze pazzesco, no? Assolutamente, pare circa il doppio della media del sistema bancario che pure è elevato. E si capisce anche su cosa si fonda certa parte del potere del PD in Toscana, no? Vale a dire, se sei amicuzzo di questi qui c'è da prendere dei soldi, non c'è problema. Te li do. Te li do. Il problema è che questo gioco qua finisce quando finiscono i soldi e in questo momento stanno finendo ed è per questo che io conto che molti toscani capiscano dov'è l'inganno, insomma, cioè perché poca gente per male si è portata via tutti i soldi, tanta gente per bene invece ci ha sempre creduto
e adesso invece si trovano traditi. E cosa succede quindi con questa banca? Questa banca ha dei livelli incredibili di sofferenze, ha già avuto un provvedimento e soprattutto però dopo non ha cambiato niente, adesso è arrivato il commissariamento da parte di Banca d'Italia. Ora, il commissariamento da parte di Banca d'Italia di una banca è una sanzione gravissima, cioè, significa veramente che ne facevano di tutti i colori. Perché per arrivare al commissariamento di una banca significa che lì ne facevano di tutti i colori. Ed è anche, proprio dal punto professionale, parlo per esperienza perché ho insegnato la materia e conosco e sono stato anche nel consiglio di amministrazione di una banca, è una sanzione come dire, interdittiva anche nei confronti di quelli che c'erano nel Consiglio, cioè vale a dire chi si prende, virgolette, in faccia un commissariamento da parte della Banca d'Italia è praticamente imputato, ecco, non so che maniera migliore spiegarla, e non può in quel momento, deve essere sospeso da incarichi, no, e così via. Ora, questo centro di potere, queste perdite arriveranno da scelte, arriveranno da cose. Chi li ha presi questi soldi? Cosa ne hanno fatto? Perché sono stati distribuiti così e perché non ritornano? E queste sono tutte domande simpatiche, no? che andrebbe saputo. Ma c'è anche, così, oltre a questa questione di fondo, c'è una questione molto più grave, immediata invece, che arriva. Vale a dire, ma come mai in presenza di una situazione così insostenibile arriva proprio un decreto legge sulle popolari? Cioè il governo incredibilmente decide di fare un decreto legge sulle popolari, quindi decreto legge significa una cosa di estrema urgenza. Certo. Ecco, dove invece vi dice con estrema urgenza avete 18 mesi di tempo per diventare SPA. Il risultato è che su questo decreto anche i sassi sapevano che avessero visto questa notizia, dato che in pratica diceva investitori di tutto il mondo, venite pure a comprare le banche popolari perché le mettiamo in vendita, togliendo quella che era diciamo così la tutela dell'una testa un voto, no? del sistema delle banche popolari, e i prezzi sono schizzati verso l'alto. Ora, il record man di questi schizzi verso l'alto dei prezzi è proprio la Popolare Etruria. Oh, ma sarà un caso? Perché questi qui già da prima si erano portati avanti dicendo sì, ma noi vogliamo cambiare lo statuto, aspettiamo solo l'ok dal governo, no? E similari. E guarda caso chi è che prende e ha confessato, perché è anche abbastanza ingenuo, di aver comprato grandi quantità di titoli delle banche popolari, ma sempre lui, quel famoso Davide Serra, che è quello che ispira le tasse sui risparmi, che è quello che dice che bisogna tassare di più, quello che dice che i risparmi vanno massacrati e così via. E lui da che altezza dice queste genialate? Dalla sua residenza a Londra e dal suo conto nella famosa HSBC, quella della lista che sta venendo pubblicata in questi giorni, con quali sono gli italiani che avevano il conto in questa banca svizzera, no? I cui nominativi sono stati trafugati. Voi capite com'è messa l'anima fondante delle decisioni politiche ed economiche di questo governo? Ora, che per esempio il raddoppio delle tasse sui risparmi l'abbia ispirato Serra non lo nega nessuno, lo sanno tutti all'interno del governo, e io l'ho avuto per certo questa informazione, l'ho avuta per certo, perché ho visto proprio tutti la gente, ma comunque ve lo posso confermare, chiunque non sia mentitore seriale sa che l'idea dell'aumento pesante delle tasse sui risparmi a Renzi l'ha data questo Serra. Il fatto che ci sia uno che consiglia queste cose, che ha così tanti conflitti di interesse, perché se gli ha dato anche quella della tassa sui risparmi, può anche essere che gli abbia dato quella sulle popolari. E in ogni caso, se è un consigliere economico, è probabile che si confronti prima, no? sui provvedimenti economici del governo. E guarda caso vanno tutti nella direzione che fa comodo ai suoi investimenti.
Ora adesso c'è un'indagine della Consob, vediamo un po' cosa ne viene fuori, per carità, magari non c'entra niente, però lo confessa lui, che si era riempito di banche popolari, e sul fatto che appunto che sia lui che invece dice che qui bisogna tassare molto di più i risparmi e similari, e lo dice da non residente italiano col conto in Svizzera, invece quello, anche questo è un altro fatto, quindi non è che mi sto inventando niente. E la cosa che mi fa impazzire è che non si ribellano, cioè io dico, ma l'elettore del PD, che magari anche in buona fede può essere un operaio, può essere certo, io tutti gli operai che magari incontro ogni tanto girando per fabbriche, per situazioni e così, però è difficile che questi votassero Forza Italia o altre cose, ma tutta gente che votava prima il PC e poi dopo per traslazione il PD, ma non si sentono traditi. Ma se veramente se non aprono gli occhi con queste cose, io non lo so che altro deve succedere. Ma scusate, ma vi immaginate voi Matteo Salvini al governo? Uno dice lo vorreste il cielo, sì. Matteo Salvini al governo e io beccato col conto in Svizzera all'HSBC, oppure che facevo soldi su provvedimenti poi fatti da Matteo Salvini al governo. Ma cosa veniva fuori? Cioè, verrebbe fuori la rivoluzione, sì o no? E invece si va tutto bene, andiamo avanti, va bene. Cioè, non so, oppure con mio padre che sta dentro nel consiglio di amministrazione di una banca che riceve dei vantaggi da un provvedimento del governo. No, ma la ministra è stata in grado di cinguettare che adesso smetteranno di dire che ci sono dei privilegi dopo il commissariamento dell'Etruria, no? La ministra Boschi ha cinguettato così su Twitter. Ma che vergogna, va. Vabbè. E poi invece arriviamo all'altro, proprio al papà di tutti i casini, no? Monte dei Paschi. Lì che succede? Monte dei Paschi è un effetto a catena del disastro iniziale, vale a dire di quella che io definisco la stecca più grande della storia. Ne abbiamo parlato tante volte, vale a dire che quella banca lì c'è un buco di origine di molti miliardi, derivante dal fatto che quando è stata acquisita Antonveneta è stata acquisita a un prezzo così esorbitantemente alto e soprattutto così esorbitantemente più alto, tenuto presente che la banca acquisita era stata comprata e quindi valutata pochi mesi prima da un'altra banca internazionale, e che capiamo anche il perché dei danni attuali. Cioè, vale a dire, se ci fosse stato tutta la ciccia, diciamo così, no? Tutti quei soldi lì, invece di essere scappati dalla finestra per quell'affare fraudolento Antonveneta, e qui, anche qui è poi dopo quando e se si riuscirà a vedere tutta la lista ci sarà da ridere, perché stiamo già cominciando a accumulare anche una buona serie di casi con suicidi di mezzo e così via, altro che lo IOR con Lambrosiano. Ecco, se uno non prescinde da quel buco multimiliardario, attenzione, non milionario, buco milionario magari uno dice si può fare, qui stiamo parlando di miliardi, cioè cose che stiamo arrivando nella storia del malaffare, cioè proprio nella top 10 mondiale, non italiana. E quindi cosa succede? Avendo quel buco lì iniziale, adesso annaspa, perché ha un buco che non riesce a essere colmato da tutti i soldi aggiuntivi che vengono messi dentro a danno dei piccoli azionisti, perché man mano che si buttano dentro soldi aggiuntivi, questi soldi vengono messi o dai piccoli azionisti, che vengono messi di fronte a un dilemma, vale a dire perdi tutto definitivamente rinunciando a cosa, o metti dentro ancora soldi nel buco. Quindi fino adesso veramente questo buco iniziale è stato tappato dalla schiena dei piccoli azionisti, che spesso sono dipendenti. E intanto cosa succede? I piccoli azionisti continuano a mettere soldi, i soldi non bastano mai a coprire quel buco iniziale, anche la banca sta avendo gli stessi problemi dell'Etruria, vale a dire i crediti che non ritornano perché l'economia ovviamente si sta contraendo in modo verticale, quindi accumulano perdite, licenziano dipendenti,
perché stiamo quasi arrivando a 10.000 dipendenti, cioè il traguardo fulgido che si stanno mettendo in essere sono i 10.000 dipendenti licenziati. Poi dopo i 10.000 dipendenti licenziati non comprano cose, provocano ulteriori fallimenti, provocano ulteriore impoverimento del territorio. I fallimenti poi dopo non comportano che i soldi prestati non ritornano alla banca e via verso il disastro epocale. Capite perché bisogna muoversi? Perché purtroppo se andiamo avanti così con una situazione del genere, ma rimarranno solo le macerie di questo paese. E poi dopo questi qui gli scapperanno da qualche parte, avranno gli amichetti che hanno fatto un sacco di soldi con le loro speculazioni e così via, che gli forniranno una villa da qualche parte e poi non li prendiamo più, ma al momento le cose devono essere, quantomeno bisogna metterci un tappo perché è veramente un disastro senza fine. Claudio, un altro argomento vorrei toccare e poi apriamo le linee telefoniche. Intanto è già arrivato qualche SMS, per esempio Raimondo da Padova che ti chiede se sarebbe condivisibile una nazionalizzazione del Monte dei Paschi per farlo diventare tipo una land bank sul modello di quelle pubbliche e regionali tedesche. Te lo giro subito questo SMS, però adesso vorrei aprire anche un altro capitolo sulla Grecia. Ti chiedo sinteticamente una valutazione delle mosse del governo greco, perché Tsipras e Varoufakis, oggi leggo un'analisi interessante su Panorama, in pratica i due stanno proponendo di salvare le banche private e di toccare invece la parte pubblica detenuta, diciamo così, di debito pubblico greco detenuta dagli stati, cioè dai contribuenti europei. Non pagheranno più le banche private, perché Varoufakis, il ministro delle finanze greco, il Bruce Willis, come l'ha chiamato qualcuno, ha chiarito che la Grecia non vuole più la cancellazione di una quota del debito, che andrebbe a toccare anche gli interessi degli investitori privati, delle banche private. Piuttosto invece vuole scambiare una parte del debito, che è quella detenuta da investitori pubblici, con nuovi titoli. A pagare quindi in soldoni sarebbero i contribuenti dei paesi che hanno contribuito al salvataggio greco, l'Italia per 40 miliardi. È condivisibile questa lettura dei fatti, diciamo, e delle azioni del governo greco? La lettura è condivisibile. Dire che sia d'accordo è un'altra cosa. Cioè, ma capite veramente l'assurdità, no? Cioè, allora, i debiti da qualcuno li paga, devono essere pagati, no? O altrimenti si defaulta. Cosa per carità possibile. Ma dire che io risolvo il problema perché faccio pagare gli stati cattivi invece della banca privata buona o dell'investitore privato buono è chiaramente un'assurdità, no? Perché lo stato cattivo è composto da cittadini buoni. Questo ogni tanto passa. No, perché se Claudio, se la lettura fosse questa, ho il vago sospetto che i compagni amici del manifesto abbiano interpretato un po' male la figura di questo Tsipras come novello Che Guevara o giù di lì, no? Ma certo, perché oppure l'hanno interpretata bene perché gli fa comodo far ingannare ulteriormente le persone, ma noi ve l'abbiamo detto subito. Cioè, allora, io penso che i nostri ascoltatori ci diano atto di una cosa: noi da quanto tempo è che stiamo parlando di argomenti economici e così via? Ma è mai successo fino adesso qualcosa che non vi avevamo previsto, che non vi avevamo detto che sarebbe successo o similari? Ci sarà bene un motivo, no? A un certo punto, se tutto quello che vi ho sempre detto che sarebbe successo invece succedeva al contrario, allora uno dice vabbè Borghi che stai lì a parlare, ma detto che io vi ho sempre detto quello che sarebbe successo ed effettivamente succede, e vi avevo assolutamente detto prima dell'elezione che cos'è che sarebbe stato l'intento di Tsipras, forse è la verità quella cosa che vi sto dicendo. Allora Tsipras sta molto banalmente chiedendo che gli altri paghino i suoi conti senza voler risolvere la causa del problema. Vale a dire, io ripeto, lo capisco, nel senso che se fossi in Grecia, ma probabilmente farei la stessa cosa o cercherei di fare la stessa cosa. Vale a dire, io tanto mi troverò in difficoltà, dato che la Grecia non è l'Italia e quindi nel momento stesso in cui lei esce dall'euro si trova in grandi difficoltà perché si troverebbe una moneta eccessivamente svalutata, senza un'industria che la possa supportare e smettendo di ricevere i soldi che in questo momento riceve costantemente, no, dall'Unione Europea.
Nel nostro caso invece noi ci troveremo con una moneta svalutata che aiuta un'industria che abbiamo e smettendo di dare soldi all'Unione Europea. Quindi capite che la posizione dell'Italia e quella della Grecia sono totalmente opposte, no? Da una parte all'altra. Chi fa dei parallelismi non ha capito niente. E allora cosa succede? Succede che la Grecia è suo interesse dire vabbè, pagatemi. È lo stesso atteggiamento che può avere una regione meridionale quando manda su un suo rappresentante con la missione, con un suo parlamentare e così via, con la missione di farsi stanziare il più soldi possibile dalle leggi di stabilità e così via in Parlamento, il Salva Roma per dire, non so, quelle robe lì. Ma però capite che a un certo punto fa praticamente meno danni per il contribuente italiano il Salva Roma, perché io, che pure è un obbrobrio, perché io quantomeno butto dei soldi che rientrano in circolo nel nostro paese rispetto che dare altri soldi alla Grecia, perché io do altri soldi alla Grecia, cosa faccio? Spariscono. Cioè, vengono proprio tolti dal circuito italiano. Noi come sui prestiti della Grecia è come se avessimo emesso debito pubblico, no? Ma il provento della vendita dei titoli del debito pubblico, invece di entrare nelle casse del tesoro, andava direttamente altrove. E beh, capite che comodo, no? Per gli altri questo sistema. E la cosa incredibile è che noi lo avvalliamo. Quindi, ripeto, la Grecia, noi tutta la solidarietà del mondo alla Grecia, che in ogni caso si è già estrinsecata con dei pagamenti che non abbiamo mai fatto per nessuno dei nostri delle nostre persone che non stanno, che sono in difficoltà, perché i disoccupati e la gente che sta male c'è anche qui. Va benissimo, quantomeno va bene dire vabbè, ok, abbiamo sbagliato tutti e così via, ma non puoi rimanere in questo sistema perpetuandolo, continuando a chiedere denaro. Prendi, esci dall'euro, come così magari oltretutto ci fai anche un favore perché segni la strada, no? Sulle procedure e così via, poi fai capire che le cose non sono irreversibili, ma smetti di ricevere i nostri soldi. Non puoi pensare che noi che siamo in difficoltà ci mettiamo a pagare la Grecia. Oppure, se proprio l'Europa vuole fare dei trasferimenti nei confronti della Grecia e andare avanti con questa cosa, che li paghi solo la Germania. Cioè un paese che è in crisi non può permettersi di pagare soldi. Basta. Bene, allora apriamo intanto le linee telefoniche 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire. C'è quella SMS di cui ti dicevo prima sulla nazionalizzazione di un Monte Paschi modello Landbank tedesco, e poi intanto abbiamo due telefonate, due ascoltatori o ascoltatrici. Pronto? Dovrebbe abbassare il volume della radio il primo ascoltatore che stiamo sentendo adesso. Buongiorno. Sì, buongiorno professore. Una domanda. Buongiorno. Contento di sentirla, perché così sennò poi lei se la prende se non rispondo su Facebook. Esatto. Allora, una domanda, un inciso, come mai la gente esporta i soldi in Svizzera e gli svizzeri non esportano i soldi nel resto del mondo? Questo qui è un inciso che deve far pensare. Ok, seconda domanda. La Svizzera non è un paese manifatturiero, quindi se ha rivalutato la sua moneta del 20%, ci ha solo guadagnato. Perché uno svizzero viene a Milano, compra una casa, prima la pagava un franco, adesso la paga 0,80. Ok? Dica, poi le rispondo. E poi la terza domanda è quella fondamentale. Perché la Germania ritira l'oro che ha depositato in giro per il mondo, in America, in Francia, in Inghilterra e un qualcosa anche in Italia, e se lo porta in casa? Fa la stessa politica che stanno facendo gli svizzeri. Bene, l'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, volevo solo dire che quando si è prima parlato del fatto che si era consigliato Renzi di raddoppiare le tasse sui risparmi, sì. Il professore forse si è dimenticato di spiegare perché, e forse sarebbe interessante far sapere alla gente che lo scopo è molto semplice. Se tu tassi quelli che sono i nostri risparmi, visto che oggi come oggi i bot e le obbligazioni di quel tipo non rendono più niente, la tendenza delle persone è investire i loro soldi nei fondi, ovvero sia nelle azioni, dove chiaramente Serra guadagna una barcata di soldi.
Volevo solo dire questa cosa, che magari tanta gente magari ascoltando non ha pensato ma perché avrebbe, che cosa gli conveniva a Serra per aumentare le tasse sui risparmi in Italia. Bene, grazie anche a lei. Claudio, prego. Ha ragione, qui io ogni tanto do per scontato determinate cose, quindi fanno benissimo gli ascoltatori a puntualizzare, quindi ringrazio l'ultimo, sono d'accordo. Per invece le questioni dell'oro, la Germania rimpatria l'oro perché fa bene, perché percepisce confusione, percepisce il fatto che possono esserci tempi duri. Dovremmo farlo istantaneamente anche noi, ma ovviamente non mi sembra che ci sia questa intenzione. Di sicuro una delle prime cose che farebbe la Lega arrivata al governo è chiedere il rimpatrio dell'oro, così almeno ce lo controlliamo noi ed evitiamo che ci siano danni. Non prima però, cioè quantomeno non dopo, di aver messo in chiaro che l'oro non è di proprietà della Banca d'Italia, ma è in deposito a Banca d'Italia, perché se no ci manca anche che i creditori poi dopo pensino di rifarsi sull'oro, che invece è proprietà indisponibile dei cittadini italiani. Per quanto riguarda invece la Svizzera, che non è un paese manifatturiero, non è vero. La Svizzera ha una quota di export manifatturiero che è paragonabile a quella dell'Italia, e anche come turismo ovviamente che è paragonabile che è assimilabile all'export, ha un livello di importanza per l'economia svizzera molto alto. Per cui la valutazione fa abbastanza male anche a loro, se no altrimenti sarebbero stati dei pezzi a cercare di tenere giù il livello del franco, senza alla fine dovendo capitolare. Per quello che riguarda invece cosa? No, niente, prego Claudio. Ah, scusa, no, ho sentito sarà un ritorno di cuffia. Per quello che riguarda invece far diventare il Montepaschi una Landesbank o nazionalizzarla. Sì. Ecco, io sono d'accordo nel nazionalizzare questi disastri che poi dopo rischiano di finire magari in mano di chissà chi cioè immaginate la beffa, no? Immaginate il Montepaschi, che è un patrimonio anche storico, diciamo così, dell'Italia, la più antica banca del mondo. Poi per carità, poi i genovesi dicono che il Banco di San Giorgio è arrivato prima, ma diciamo per comodità la più antica banca del mondo, che viene messo in ginocchio da 2 o 3 del PD, e poi dopo arriva uno estero che, approfittando di questa cosa, se la porta via e poi dopo si mette a dettare legge sul credito italiano. No, mi spiace, non mi va troppo bene. Però non mi andrebbe bene nemmeno che io nazionalizzo e poi dopo chi ci troviamo se la gestisce. Poi se è Renzi che decide, dopo aver nazionalizzato il Monte dei Paschi, chi la gestisce. Cioè ci troviamo chi? Serra, il papà della Boschi, chi ci troviamo? Cioè capite che non si risolve nulla se non si caccia via il PD, no? Allora cacciamo via il PD, nazionalizziamo il Monte Paschi, ci mettiamo qualche persona non compromessa con quello che è stato, e poi ricominciamo da zero, perché a un certo punto uno deve anche prendersi le proprie responsabilità. E comunque in ogni caso non pensiamo che dopo che abbiamo nazionalizzato spariscono i debiti del Montepaschi e così via. Cioè, lì bisogna prendere delle decisioni drastiche. Possono essere o si fanno fallire i creditori del Montepaschi con la famosa bad bank o con qualche altro sistema, e allora nel qual caso uno dice vabbè, qualcuno si leccherà le ferite, oppure in ogni caso le perdite sono sempre lì, quindi di scelte facili anche in questo caso mica ce ne sono. Bene, pubblicità e poi 2 telefonate già in attesa. Buongiorno, sono Martin Casogiovanni e vorrei un furgone Peugeot. Sì, abbiamo più di 300 versioni e sono tutti robusti e capaci. Lo vedremo. Ragazzi, tutti dentro! Piano però! Peugeot fa squadra con te. Nuovo Boxer fino a 17 metri cubi di carico, clima, radio Bluetooth e sensori posteriori. Tuo a €220 al mese con leasing tasso fisso 2% e 5 anni di manutenzione. Peugeot. TAG 380 scade il 28 febbraio. Salvo approvazione Bank PSA Finance. Fogli informativi in concessionaria o su peugeotprofessional.it.
Davanti a voi uno dei luoghi più fashion della città. Qui tutto parla di stile. Dagli spoiler ai paraurti sportivi, ai cerchi in lega da 18 bruniti, alla vernice nera lucida di tetto e retrovisori. Un dettaglio molto contemporaneo. Scopri la nuova Tiguan Cityscape, la più esclusiva tra le Tiguan. E a febbraio con progetto valore Volkswagen, gamma Tiguan da 199 euro al mese, TAN 3,99, TAEG 5,57, anticipo 6.810 euro. E dopo 3 anni puoi sostituirla, rifinanziarla o restituirla. Info su Volkswagen.it. Ti ricordi la notte del nostro primo anniversario? Siamo usciti sul terrazzo a guardare le stelle, proprio come piace a te. All'improvviso il cielo si è illuminato, ne saranno cadute 5 contemporaneamente. Tu che desiderio avevi espresso? Io ero in casa a cercare il golfino nell'armadio. Non perderti le cose belle della vita. Fai spazio alle tue passioni. Fino al 4 aprile 2015, se sei socio IKEA Family o IKEA Business, spendendo almeno 400 euro su uno o più guardaroba Pax e accessori Complement, riceverai un buon acquisto pari al 20% dell'importo speso. Info e dettagli su IKEA.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Nella casa del futuro l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Augusto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Ricordate Su e Giù, il sistema saliscendi per tendaggi? Su e Giù, il dispositivo che fa scendere le tende con tutto il binario permettendovi di toglierle in sicurezza. Senza la paura di cadere dalla scala per lavarle. Su e Giù è in vendita presso tappezzieri, colorifici e ferramenta. Telefonate al numero 02 36 51 64 40. Vi diremo dove trovarlo. Acquistatelo direttamente sul sito www.gmg-srl.net. Su e Giù, per non cadere più. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Rieccoci in onda, 2 telefonate credo in attesa, le passiamo al volo. Pronto? Pronto, Alessandro da Sardegna. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, scusate se approfitto del mezzo radiofonico, ma sono poco avverso ai social network, voglio fare un appello a dottor Borghi qui dalla radio. Sì. Allora, ho deciso di dedicare il tempo libero, cioè la notte, perché durante il giorno grazie a Dio lavoro, per occuparmi di indipendentismo, visto che in Sardegna ci sono diversi movimenti, però portare il dibattito da un punto di vista completamente apolitico, quindi tecnico, quindi dal punto di vista economico. Sarà possibile magari darmi qualche consiglio dove trovare delle informazioni, perché voglio preparare una relazione per il dibattito che ci sarà, e poi se magari diciamo verso settembre-ottobre magari riuscire anche a organizzare qualche convegno, o si può dare qualche dritta o un sostegno. Grazie, arrivederci. Bene, grazie Alessandro, c'è un'altra chiamata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno dottor Borghi, e grazie per l'opportunità intanto. Ecco, io mi riferivo al conflitto di interessi. Ecco, ci hanno fatto un mazzo per tutta la vita, per tutto il tempo che c'è stato Berlusconi col conflitto di interessi. Ora abbiamo un ministro che è abbastanza importante, che si chiama Boschi purtroppo, il cui padre è proprietario di quella benedetta banca dell'Etruria, eccetera, eccetera. Ecco, mi chiedo, anche, ecco, visto che Salvini è la nostra star del momento, ecco, dovrebbe battere anche su questo, visto che è sempre in televisione, anche su questa parte, ecco, perché in ogni caso, insomma, come mai invece sono tutti zitti e tranquilli, ecco, e quindi questa cosa mi fa anche un po' paura. E poi, già che ci sono, Monte dei Paschi in questo periodo hanno praticamente fatto questa banca online, Vidiba, offrono il 250% per 6 mesi, ecco, vuol dire che sono ridotti proprio alla frutta, oppure cosa dobbiamo pensare? Grazie. Claudio. Beh, allora, innanzitutto Salvini, la storia della Popolare della Boschi
del Boschi Papalo la dice spesso, però tenete anche presente una cosa. È vero che magari siamo abbastanza spesso in televisione, non so, per dire, io oggi pomeriggio alle 4 sono su TGCOM 24, no, e così via, però se vedete bene anche come sono fatte queste trasmissioni, alla fine tu hai, anche se ci sei sempre, il tuo tempo è 2-3 minuti. Poi immaginate che noi è da anni qua che ormai praticamente che chiacchieriamo prendendoci un'ora e mezzo il nostro giovedì, e ogni volta ci sono degli argomenti diversi. Quindi capite il numero di ore che noi stiamo spendendo qua, che io sto spendendo qua con Giulio alla radio, per far spiegare queste cose che sono oggettivamente complesse, e in realtà hai 3 minuti, cioè 3 minuti dire l'elenco di tutte le malefatte, arrivi alla lettera A. E quindi purtroppo qualche volta si nomina una malefatta, qualche volta se ne nomina un'altra, il tempo è quello che è. Però in ogni caso terrò presente e lo ripeteremo più volte ancora questo discorso sulle banche. Per il resto sul Montepaschi, ma no, cioè, allora il correntista non è che deve avere particolari timori, perché poi c'è garanzia fino a 100.000 euro, e poi non credo che sia interesse di nessuno in questo momento, ma proprio di nessuno, prendere e far saltare definitivamente la banca. Per cui no, per il correntista non ci sono problemi, è certo che ci sono insomma un'anomalia piuttosto forte, e quindi il fatto che uno cerchi di avere nuovi clienti, nuovi correntisti, allettandoli con buoni interessi è un semaforo di questa patologia. Claudio, a margine, poi sentiamo di nuovo le telefonate. Volevo chiedere una tua valutazione sul caso HSBC di Ginevra e sulla figura di questo scusa però Giulio, perché sennò poi dopo mi dimentico. Scusa, sì. L'amico della Sardegna. Certo, sì, allora, Alessandro. Scusa, per l'amico che ha chiamato dalla Sardegna, vorrei far notare che sta nascendo Noi con Salvini, che è proprio lo strumento giusto, in modo tale che chiunque voglia portare avanti le nostre idee in territori dove la Lega Nord non è ancora non ha sedi proprie, può farlo in autonomia. Quindi verremo presto in Sardegna, in modo tale che spiegheremo il movimento. Nel frattempo basta registrarsi su noiconsalvini.org, che è il primo punto per iniziare. E poi non sarebbe male, così giusto per cominciare a far sentire la vicinanza a questi nostri temi e l'indignazione, partecipare alla manifestazione del 28 a Roma, anche se mi rendo conto che venire dalla Sardegna non è semplice, però insomma ricordiamo il numero di telefono per informazioni: 0266 234 234, che è anche abbastanza semplice. Perfetto. Da ricordare. Ecco, Claudio, ti stavo dicendo, prima di riascoltare coloro che ci stanno seguendo, che opinione hai tu di questa storia della HSBC di Ginevra e di questo Hervé Falciani, perché è un toscano, se non sbaglio anche lui di origine, oltretutto. Al di là di questo, comunque, c'è fumo o c'è arrosto in questa storia qua? Ma no, l'arrosto c'è sicuramente, anche se per la maggior parte dei casi tutti si sono quantomeno legalmente tutelati. Vale a dire, dato che la storia non è nuova, sapendo che buona parte che c'era stata questa fuga di notizie, chiunque ha provato a mettersi a riparo con condoni, scudi o quello che c'è, oppure con giustificazioni plausibili, no? Infatti, per esempio, non lo so, dentro nella lista c'è il papà di Civati. Sì, 6.000 euro. Ve la dico, no? Ecco, sono poca roba, no? E similari, però c'è il papà di Civati. Il papà di Civati probabilmente, correttamente, dice: mio padre è un manager internazionale, no? E così via, e quindi è normale che abbia il conto lì per la cosa. Per carità, io ho lavorato 2 anni in Svizzera, nei 2 anni che ho lavorato in Svizzera avevo conto in Svizzera, perché vivevo lì, e quindi che ci sia qualcuno che magari ce l'ha per lavoro e similari, può tranquillamente essere. Quando ci sono situazioni come i tanti milioni di, che ne so, adesso non ho visto la lista, ma Briatore, piuttosto che cose di questo tipo, se questo era cittadino italiano, era supposto pagare le tasse in Italia, aveva 50 milioni sul conto in Svizzera, e la risposta una se la dà da sola.
Ma in ogni caso tenere presente che Ginevra non è la piazza normale dove di solito vanno gli italiani. Cioè l'italiano, quello era più, diciamo, una questione che farà male ai francesi, ecco, mettiamola così. Se scoperchiassero i conti delle banche di Lugano o del Canton Ticino, io sono convinto che ci sarebbe ma da ridere per generazioni. Io non ho capito però perché sto Falciani a un certo momento si sveglia, dice trafugo i dati e li consegno alle autorità. Ma io sono abbastanza convinto che quando succedono queste cose poi dopo ci sono un giro delle manovre, dei giochi di potere abbastanza forti, cioè su gli interessi che girano intorno alla Svizzera, cioè vale a dire a quelli che vorrebbero far uscire i soldi dalla Svizzera. La dico facile, immaginate quanto faccia gola, c'è della gente che magari ammazza per la concorrenza nel panino, cioè insomma hai aperto la bottega, la paninoteca vicino al mio negozio, io t'ammazzo, no? Così di questo tipo. Immaginate quanto possa far gola il business di avere il denaro del mondo. Quindi la Svizzera in sé per sé, che in questo momento fino adesso è sempre stata, diciamo, interlocutore privilegiato tra gli stati che avevano il denaro del mondo, no? Ha a sua volta tanti nemici. Quindi sono questi giochi qua. Cioè può essere tranquillamente che ci siano degli interessi tipo degli americani piuttosto che di altre piazze finanziarie similari, e a quel punto non ci vuole molto. Queste liste di dati non sono protettissime, cioè qualcuno che ha gli elenchi in giro in una banca si trova, cioè gli elenchi della clientela non è che sono una cosa super blindata, adesso stanno cominciando a svegliarsi un po', no? Ma fino a non molto tempo fa, insomma, se uno era in determinate posizioni poteva accedere. Corrompere queste persone diventa facile. 2 telefonate, poi un SMS di Enzo da Padova, 346 6427 756 per gli SMS, 02 66 20 35 29 per la diretta. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, volevo porre il problema stamattina, sono molto deluso perché in Parlamento si sta trattando dell'articolo 117 della Costituzione, sì, e sta per essere modificato. Mi dispiace perché mi farebbe piacere, e poi alla fine è un discorso economico, quindi si riallaccia anche al ragionamento di Borghi. In poche parole stanno portando tutti i soldi dagli enti locali alle province e li vogliono portare allo Stato. Prima di tutto non riesco a capire perché anche nei programmi che io sento, cioè è quasi meglio non partecipare. Sentivo Borghi che diceva è quasi meglio non partecipare perché tanto hanno il pacchetto del ragionamento che fanno, ti tengono in attesa, ti fanno parlare dopo un'ora e mezza, tu fai audience perché la Lega al momento fa audience, addirittura Mentana non è neanche all'altezza di fare il grafico quando fa vedere il grafico dello share, delle preferenze, come si dice? Degli ascolti. Degli ascolti, bravo. Lo mette addirittura la Lega, la mette sotto, quindi non fa neanche un grafico corretto, quindi già questo dimostra che è tutto impacchettato. In più adesso andiamo a toccare queste cose qua, ma aspettavo che Maroni, adesso che c'è l'Expo, facesse un qualche cosa di grande, di eclatante sulla polizia regionale o su qualche cosa. Ormai, visto che oggi stanno toccando il titolo quinto, diventerà quasi impossibile fare una polizia regionale, però sarebbe stata una grossa soluzione. Insomma, il federalismo è un argomento ormai da polvere sugli scaffali, diciamo, in questo momento. Grazie all'ascoltatore. L'altra telefonata, pronto? Sì, pronto. Buongiorno professor Borghi. 2 domande velocissime, sono Marco da Lecco. Volevo chiederle, nel caso in cui la Grecia uscisse dall'euro, no? Che cosa succederebbe dei 40 miliardi che oltretutto ci sono stati affibbiati perché con il perverso meccanismo del fondo salva stati, perché la nostra esposizione diretta nei confronti della Grecia era sensibilmente più bassa, no? Che cosa succederebbe di quei 40 miliardi lì che bene o male avanzeremo dalla Grecia? E un'altra domanda è la Grecia quanto dovrebbe soffrire ancora più o meno ipoteticamente come orizzonte temporale prima di rinascere, di risorgere con una propria moneta autoctona? Grazie per la risposta. Bene, aggiungo Enzo da Padova che citavo prima, che
ti chiede Claudio cosa pensi del modello Ungheria e dei provvedimenti presi dal premier ungherese nei confronti del sistema bancario. Poi c'è una simpatica, cosa può Borghi contro i potentissimi Frescobaldi, Nobiltà Nera e Monte Paschi Siena? Prego Claudio. Vabbè, ma io le cose facili non mi piacciono, quindi ce la vedremo anche con i Frescobaldi, devo dire. Per quello che riguarda l'articolo 117, noi insomma siamo molto preoccupati. È ovvio che in direttivo, che nell'ultimo federale per esempio della Lega Nord e così via, ne abbiamo parlato in tutte le maniere in modo scandalizzato, cioè siamo preoccupatissimi che questo accentramento non sano, questo accentramento per rubare di più, diciamo così, venga perpetrato. E d'altra parte, cioè non è che al momento si possa fare molto, se non appunto provarle tutte, come per esempio robe tipo la Toscana, no, e similari, in modo tale da riuscire a fermare questo scempio il prima possibile. Cioè se no, altrimenti io veramente non so bene cosa si possa fare, fatto salvo per esempio la manifestazione il 28 e qualsiasi tentativo possibile che ci possa venire in mente per fermarli è valido, se no altrimenti non lo so. Per quello che, cioè Maroni non credete mica che è contento di quello che sta succedendo. Gli hanno fregato i soldi per il ticket. E in ogni caso cercherà lo stesso con un miracolo di riuscire a farlo lo stesso, però sappiate che i 500 milioni che era riuscito governando bene a risparmiare gli sono stati sottratti proprio dalla sera alla mattina, no? con la legge di stabilità. Quindi figuratevi Maroni quanto è contento, insomma, di queste cose, per cui che possiamo fare? Dall'altra parte invece uno dice cos'era il punto? Era quanto tempo ci mette la Grecia e cosa succede ai 40 miliardi? Allora, i 40 miliardi secondo me noi non li rivediamo più, proprio molto, molto semplicemente. Già adesso stiamo parlando che la restituzione di questi 40 miliardi, se uno va a vedere il contratto, come sono stati fatti, è la cosa più simile al babbo morto che mi possa venire in mente, perché stiamo parlando che ce li devono restituire fra 15-20 anni, no? Non cambierà molto, cioè nel senso che tanto dati per dati io quei soldi lì gli metto una croce sopra, insomma non mi aspetto che succederà molto, ma indipendentemente dal fatto se la Grecia esce dall'euro, se rimane, perché tanto se rimane può rimanere solo ed esclusivamente se noi aumentiamo questi 40 miliardi, cioè invece di 40 diventano 70, diventano 80, ma tanto è insolvente lo Stato, per cui peggiorano le cose. Se escono a quel punto dovrebbero ripagarci, se va bene, in dracme, no, ma probabilmente non lo faranno nemmeno, perché in ogni caso non credo che sia un contratto ridenominabile, quindi falliranno e basta, e quindi tanti saluti. Quanto tempo ci metterà la Grecia a rimettersi in piedi? Ma secondo me, allora, tenuto presente che loro, ripeto, sono quelli in Europa nella condizione peggiore in assoluto, io penso che ci potrebbero mettere un paio d'anni forse. 2 telefonate ancora. Intanto, accordo sul cessate il fuoco a Minsk, dove è in corso il summit sulla crisi ucraina. Lo ha annunciato Putin. La tregua scatta da domenica in vista poi di una intesa finale. 2 chiamate, pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Alessandro da Como. Libero professionista, quindi di base appartenente alla categoria ladri legalizzati. Siamo conciati veramente messi male, oppressi fiscalmente e quant'altro. La mia domanda va in questa direzione. Apprezzo l'intervento del professor Borghi, che seguo, l'ho linkato sul mio piccolo blog che ho aperto. È possibile creare un fronte trasversale fra tutte le idee? Mi riferisco a Bagnai, mi riferisco alla Livia Ondiemi, ad altre persone che condividono questa volontà di uscita eurista, di ritorno alla sovranità monetaria, quindi il debito pubblico che non è debito in realtà ma è la ricchezza di uno Stato. Quindi la possibilità di creare un fronte comune per andare verso i cittadini a dire: signori, la Lega fa da capocommessa, diciamo, e gli altri seguono e supportano questa cosa per fare in modo che si esca definitivamente da questa situazione veramente terrificante.
Grazie e buon lavoro. Grazie a lei. Altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Giusy di Varese. Io vorrei chiedere al professor Bordi, ma i 60 miliardi del fondo salva stati che abbiamo versato, di cui 40 appunto sono andati alla Grecia, sono messi nel bilancio nostro dello Stato come credito oppure sono un costo per cui forse il debito pubblico è aumentato anche per quello? Però se fosse un credito, non so se lo riprenderemo. Se fosse un costo, il nostro debito pubblico viene ad essere falsato, non so, e poi ci sarebbe... No, correttissimo, no, adesso glielo spiego. Prego Claudio. Posso? No, perché questa è l'ultima domanda è importantissima. Sul fatto dell'aiuto da parte degli altri pensatori che la pensano come noi, quello c'è. Non c'è problema, però ovviamente le cose poi dopo vanno portate in politica. Insomma, qualcuno mi rimprovera qualche volta di non essere rimasto anch'io nella lista degli altri pensatori che in modo indipendente portavano avanti queste idee. Ragazzi, però se prima o poi qualcuno non va in politica per farle le cose, poi stiamo lì a parlarsi addosso. Per chi invece ambisse il valore dell'indipendenza, ripeto, grazie al Signore che rimangono i vari Bagnai e compagnia bella che in modo indipendente continuano a dire la verità. 1. 2. Il bilancio dello Stato. Allora, mi rendo conto che uno dice va bene, ok, in questo momento c'è qualcuno che sta buttandosi fuori dalla macchina, dal finestrino, no, magari, perché dice adesso ci manca, volevo sentire un po' di musica e invece mi devo assorbire il bilancio dello Stato, però sono argomenti importanti. La maggior parte del debito nei confronti della Grecia, come funziona? Funziona che un organismo terzo ha emesso delle obbligazioni. Queste obbligazioni è come se le avessimo emesse noi. Quindi il debito pubblico italiano è già salito. Quindi è come ho detto prima, è come se noi avessimo emesso dei BTP, no? Solo che i soldi raccolti emettendo il BTP, invece di entrare nello Stato, sono girati alla Grecia. Per cui noi in questo momento abbiamo un aumento di debito pubblico che c'è già stato, derivante appunto dal prestito ai fondi salva stati, e dall'altra parte invece di avere dei soldi abbiamo un credito nei confronti della Grecia. Voi capite bene che nel momento stesso in cui il credito non dovesse essere onorato, noi ci teniamo il debito pubblico alto, ma non abbiamo il credito invece viene azzerato, quindi è direttamente un impoverimento dello Stato secco. 2 telefonate, 02 66 20 35 29, abbiamo ancora un po' di minuti, non moltissimi, intanto anche gli sms 346 6427 756, poi te ne giro uno intelligente Claudio. 2 chiamate. Pronto? Buongiorno, prego. Buongiorno, Mauro da Reggio Emilia, professor Borghi, Cainarca. Un parere per il professor Borghi riguardo al quantitative easing di Draghi, no? Il dollaro oggi quotato contro l'euro è 1,13, quindi molto probabilmente con l'emissione di denaro andremo al pari. L'altra variabile è il prezzo del petrolio, oggi $50. Negli ultimi 6 anni la media è stata 90-100. Quindi è solo una finestra temporale, secondo me, perché ci sarà un aumento dell'energia quando ritornerà a $100 che sarà pari al 30-40%, per cui le nostre aziende a livello di export saranno fallite completamente, mentre invece la Germania con un euro che ritengo sia svalutato per loro del 40%, non faranno più il supero che hanno fatto dell'8% contro il 6% che dovevano, no, per 10 anni, ma continueranno lo stesso ad andare davanti. E poi dopo c'è una cosa, con i tassi zero, non è che la deflazione sì, forse riuscirà a fermarla, ma potrebbe innescare anche un meccanismo di iperinflazione. Grazie. Grazie a te. Altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Cainarca, buongiorno professore. Volevo chiedere, chiamo da Venezia, scusi, volevo chiedere una cosa al professore, perché parlando di noi con Salvini, siccome mio figlio venuto mi ha detto mamma ho sentito così, non so se sul Fatto Quotidiano che fanno le pulci alla Lega sicuramente, ecco, più di altri, ha letto questa cosa che con noi, con Salvini al sud,
ci sono persone che sono implicate in così, con cose non tanto, poi provenienti da altri partiti. Siccome Salvini ha detto che non voleva gente che venisse da altri partiti, non so, vorrei che mi dessi una spiegazione lei. Bene, grazie signora. Prego Claudio, al volo. Allora, ottimo punto. Allora, noi con Salvini in questo momento serve per due cose: per dare una voce alle persone per bene al Sud che condividono i nostri programmi e che non hanno nessun partito che risponde a questi programmi, e purtroppo la situazione è così, e due, anche a doverci preparare per la guerra, perché se noi dobbiamo fare da soli perché non possiamo fidarci degli alleati, dobbiamo fare da soli. E quindi a un certo punto queste istanze dobbiamo portarle avanti da nord a sud. È ovvio che sulla scia del successo di Salvini 1 miliardo di persone che sono stati trombati da tutti i partiti cercano di buttarsi dentro in questa formazione. Al momento ci sono una marea di persone, consiglieri regionali, comunali, così di questo tipo, che si autoproclamano che io sto con Salvini. No? È stato per esempio il caso di codesto tal Faraone, che è un personaggio del Consiglio Comunale di Palermo, eletto per esempio con Crocetta, quindi che non sarà parente del Faraone sottosegretario, no? No, non risulta. Non lo so, ma non credo. Comunque no. In ogni caso è un Faraone. Uno che si presenta nella lista, un Faraone. Si presenta nella lista Megafono con Crocetta, e per essere sicuro di fianco alla lista Megafono con Crocetta ha messo anche il simbolo di Noi con Salvini, perché così meglio abbondare, no? Poi non so, volendo avrebbe potuto anche metterci anche 5 Stelle, anche non so, un po' quello che vuole. E purtroppo però noi queste persone non sappiamo chi siano. In questo momento chiunque dice è un abusivo. È un abusivo, assolutamente. Cioè, chiunque dice di essere un referente, un consigliere, un capogruppo di Noi con Salvini dice delle falsità, perché è evidente che noi il partito lo stiamo strutturando, comunicheremo, e c'è il senatore Volpi che sta facendo un lavoro pazzesco, comunicheremo i nomi delle persone doc, e soprattutto poi non è che se uno si iscrive o si registra sul sito di noiconsalvini.org automaticamente è come se fosse stato scelto da noi. Cioè, in questo momento si può anche registrare Totorina sul sito. Noi faremo una cosa: quando e se ci presenteremo in competizioni elettorali con la lista Noi con Salvini, noi metteremo online tutti i certificati penali di tutte le persone in quel momento presentati o presenti in lista. Più di così non possiamo fare, perché non siamo alla Digos. Per cui nel momento stesso in cui ci sono persone che non hanno cambiato casacca 50 volte, no, e così via, quindi che sono persone nuove della politica, che sono incensurate così veramente, e che condividono le nostre idee, non possiamo fare. Lo vuoi l'SMS intelligente? Vai. Certo che rischiare di avere un Borghi Aquilini che si occupa di banche dopo il disastro fatto dalla Lega nel settore, come Dracula all'Avis. Io non mi risulta aver fatto particolari disastri, non lo so, però vabbè. La questione ungherese. L'Ungheria e la politica sulle banche del premier Orban viene ribadita in un altro messaggio, così poi chiudiamo. Ok, allora l'Ungheria ha fatto per la maggior parte dei casi dei provvedimenti molto validi, vale a dire nazionalizzazione precisa di Banca d'Italia, vale a dire ripagamento in fretta del Fondo Monetario Internazionale in modo da levarsi il ritorno, e mantenimento assoluto del suo fiorino ungherese invece di chiedere annessioni all'euro e similari, e quindi ha evitato buona parte di disastri che invece stanno colpendo altri, tipo appunto la Grecia e così via. Non sono un enorme esperto di politica ungherese e così via, quindi non saprei dire se ci sono altre cose che non quadrano. Fatto sta che in questo momento loro stanno applicando molte di più delle nostre ricette, la flat tax e così via, rispetto ad altri, e sono in piedi. Rilevo che sono in piedi e crescono, insomma, quindi evidentemente tanto male non fanno. Allora, noi dobbiamo salutarci. Io saluto Claudio Borghi Aquilini, mi raccomando, attento ai frescobaldi, mi guarderò in giro.
Buon lavoro a Claudio, buona fortuna e noi ci risentiamo, credo, ancora giovedì prossimo, nonostante la valanga di impegni anche del nostro ospite, del professor Claudio Borghi Aquilini, perché insomma i temi di economia vanno continuamente affrontati, direi è una cosa bella questa. Intanto ciao Claudio, grazie e un saluto a tutti. Ciao, grazie.